Ancora una volta i tirocinanti della giustizia manifestano davanti alla cittadella regionale a Catanzaro. Chiedono risposte sulla mancata proroga dei progetti avviati lo scorso anno, sospesi però dal Ministero durante l'estate. I tirocinanti inseriti in un percorso formativo biennale negli uffici giudiziari, dopo 12 mesi sono stati invece mandati a casa. Manca l'autorizzazione da parte del Ministero per proseguire il bando di 24 mesi regolarmente svolto. Siamo qui oggi perché praticamente Regione Calabria, con Assessore e Presidente Oliverio, non sono stati in grado ancora di interloquire col Ministero per fare avere questa benedetta autorizzazione, che per noi è vitale, in quanto stoppa il sostegno al reddito. Noi siamo disoccupati a casa senza alcuna forma di sostentamento e non sappiamo dove andare a sbattere la testa più. Una delegazione è stata poi ricevuta dall'assessore regionale al lavoro Angela Robbe. Attendiamo, ha detto, una risposta dal governo nazionale. Stiamo attendendo la risposta che abbiamo inviato insieme al Presidente Oliverio. Contestualmente abbiamo richiesto un incontro al Ministero. Nella Convenzione è prevista la possibilità di una proroga di 12 mesi, fatta salva l'autorizzazione del Ministero e fatte salve le norme che prevedono la rotazione. Ora, anche su richiesta delle procure che usufruiscono della presenza di questi tirocinanti, ci ritroviamo a proporre, e le procure stesse chiedono al Ministero che venga fatta una proroga, immaginando e costruendo e definendo la rotazione di questi tirocinanti in diversi uffici rispetto a quelli in cui erano collocati. L'assessore ha anche fatto sapere di aver investito della questione il prefetto di Catanzaro e sarà proprio la prefettura la sede della prossima manifestazione dei tirocinanti. Lunedì saremo anche dal prefetto per vedere se il prefetto riesce comunque a mediare, a interloquire tra Ministero e Regione e a risolvere questa spinosa questione.